Ferro, vetro, legno e ceramica, alcuni dei materiali più rappresentativi della tradizione veneta, protagonisti della 35esima edizione della Mostra dell'Artigianato di Feltre, che avrà luogo tra poco più di 2 settimane. La macchina organizzativa segna un primo passo verso il ritorno alla normalità per un comune che proprio in questa manifestazione e poi soprattutto nel Palio ha i propri 2 asset turistici principali. Abbiamo presentato lunedì una stagione estiva ricca di eventi, saranno manifestazioni classiche che vengono riproporsi dopo un anno di stop, diciamo, quindi il Palio, la mostra artigianato, quindi eventi di rilevanza quantomeno regionale. Se come detto la mostra dell'artigianato come sempre sarà legata ai materiali più caratteristici e nobili della tradizione artigianale, il vero banco di prova per l'artigianato prima e per il Palio poi sarà la gestione del pubblico alle prime uscite dopo le restrizioni dovute al Covid. Ci saranno ovviamente delle variazioni rispetto alle formule classiche e devo dire che in questo senso si è dimostrata anche una certa elasticità da parte degli organizzatori e anche ovviamente da parte del comune quando ha organizzato eventi diretti. Ci saranno appunto delle modifiche, per esempio soprattutto sul Palio, che è una manifestazione più complessa sul piano degli assembramenti in questa fase, ma si gestiscono ed è possibile gestirli.